Partiremo per una traversata integrale in autosufficienza della calotta glaciale del Vatnajökull in Islanda, che ha una superficie un po' più piccola della Corsica, per avere un'idea delle dimensioni, con una massa di ghiaccio alta 1 chilometro circa e che si sta andando a sciogliere. È una soddisfazione avere 50 persone che perdono il loro tempo per venire a fare un corso di olivicoltura e l'attività è hobbistica, per cui qui abbiamo la gestione del territorio anche, dunque la salvaguardia delle fotografie del territorio della Pedemontana. Sicuramente Ambrogio Fogar con una trasmissione che facevano negli anni '80 che era Jonathan Dimensione Avventura, io oggi ho 50 anni, dunque ero piccolo, è quella che sicuramente mi ha folgorato in tal senso. Arrivare in cima sarà, se riusciamo, un sogno importante. Sicuramente questa sarà una salita che dedicherò a mio padre. Questo e molto altro ancora era Stefano Farronato, alpinista, arboricoltore, triclimber, esploratore innamorato della natura e dell'avventura, morto facendo quello che più amava, scalare le montagne. Aveva dedicato al papà Bertillo, scomparso lo scorso luglio, il raggiungimento della vetta del Pambari Mal, come abbiamo sentito dall'ultima intervista rilasciata al nostro microfono, il giorno prima di partire per la spedizione che gli è costata la vita assieme all'amico Alessandro Caputo. A raccontarci che era Stefano è una carissima amica che ha voluto incontrarci tra gli alberi. Stefano era un professionista e non lasciava nulla al caso, sia nel lavoro con i suoi alberi, con la sua natura, sia nelle sue spedizioni, quindi cura dei particolari, dei dettagli, perché l'attrazione era forte, ma sapeva che ogni esperienza era unica e particolare, quindi in questo modo la trattava. Un personaggio scomodo sicuramente, a volte anche con il megafono andava a dire quello che aveva da dire, ma sempre con una spiegazione, non era mai un predicare fine a se stesso, era proprio un portare le proprie idee, perché non era mai una cosa solo per lui, era una cosa sempre con una visione molto ampia, molto bella. Penso che chiunque si ricorderà di lui guardando un albero in pianura, in città, in montagna, perché era la sua vita, il suo modo di essere.